lo spazio in uso, una domanda per il direttore D'Orsogna. Lei ha parlato del modello di business, quindi le faccio alcune domande in merito a questo servizio. Innanzitutto, il velivolo che abbiamo visto verrà utilizzato o sono previsti altri velivoli a partire dalla prossima estate, come accennava il presidente Di Palma? Che frequenza di voli immaginate? Parlo ovviamente di Fano o eventualmente degli altri aeroporti che lei ha citato, e visto che parliamo di un collegamento a basso costo, seppur per un pubblico capace di spendere come gli imprenditori, che tipo di costi, se avete fatto una valutazione anche di questo, per la tratta andata e ritorno, per esempio da Fano? Grazie. Grazie a lei. Allora, prima domanda, il taglio di aeromobili è quello che in precedenza ha descritto il dottor Trombetti, ingegnere Trombetti, cioè da 9 posti a 19 massimo. Questo è il taglio. Dovremo mettere, seconda domanda, dovremo mettere a gara poi l'operatore, quindi dovremo trovare un operatore che andrà a interconnettere i vari aeroporti italiani. Un unico operatore per tutto? Beh, intanto partiremo con un operatore, poi questo chiaramente è il mercato che poi indicherà l'opportunità poi di ampliare anche l'offerta di operatori. Terza domanda, scusate. Il costo prevedibile, frequenza voli. Frequenza voli, anche qui dipende poi dal mercato, dalla domanda, ma evidentemente quello che cerchiamo di fare è interconnettere realtà a alta efficienza come Fano a Roma un paio di volte al giorno, andata e ritorno ovviamente, con un costo medio che si può girare intorno ai 150 euro per biglietto andata e ritorno.